Ciao a tutti, ci troviamo a Piovene Rocchette. Percorreremo oggi la pista ciclopedonabile che ci porterà da Piovene fino all'ex stazione di Arsiero. Parliamo quindi di un percorso dove una volta si trovava un'ex ferrovia che collegava questi due paesi. Nella seconda metà dell'Ottocento, l'illustre imprenditore scledense Alessandro Rossi promosse e finanziò una rete infrastrutturale di collegamenti ferroviari tra Schio e di propri insediamenti industriali nella Valle dell'Astico, a Rocchette, Arsiero e Chiuppano, che si confermò allora come uno dei più moderni sistemi della prima industrializzazione italiana. La torre Belvicino Schio-Rocchette-Arsiero, di lunghezza totale di circa 23 km, entrò in esercizio nel 1885, secondo le caratteristiche proprie di una ferrovia economica, realizzata cioè a ridosso della viabilità esistente e con poche opere d'arte. Il tratto Rocchette-Arsiero fa eccezione per la particolare conformazione morfologica dei luoghi. Prendiamo ora la deviazione in direzione del castello di Meda. Dopo gli attacchi austriaci della Strafexpedition, che minacciavano ormai la pianura vicentina, la prima armata italiana aveva iniziato un lavoro febbrile per realizzare una linea difensiva di resistenza ad oltranza. Tra Arsiero e Piovene, 4 linee trincerate successive attraversavano la campagna e collegavano le posizioni difensive del versante est del Priaforà e del Sumano con quelle della fascia meridionale dell'altopiano di Asiago. Il castello di Meda era stato trasformato in un robusto caposaldo con numerose postazioni in caverna per artiglierie, frutto degli ingenti scavi resi possibili dal poderoso cantiere di Meda. Il cantiere contava di una teleferica del tipo vai e vieni, senza motore, della preziosa presenza di acqua con la sorgente detta fontana, del complesso impianto per la produzione di aria compressa posizionato all'interno di una baracca mascherata da abitazione civile. Decisamente il tratto più difficile del percorso che faremo oggi. Faremo un dislivello di circa 100 metri per raggiungere la cima del castello di Meda. Varie gallerie sotto il castello di Meda, probabilmente ex postazioni dove si trovavano cannoni d'artiglieria. Riusciamo, riprendiamo il sentiero per salire fino al castello. Siamo arrivati al castello di Meda, in verità si tratta comunque di un eremo. Posizionato a 375 metri sul livello del mare, il castello di Meda ha sempre dominato la valle. Per questo fu utilizzato anche durante la Prima Guerra Mondiale come postazione per cannoni e le mitragliatrici. Oggi il castello è diventato l'eremo della Concezione della Beata Vergine Maria e dei santi Giacomo e Giovanni. Davanti all'edificio è stato posizionato anche un memoriale
dedicato ai caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Questo è il monte Priaforà, quindi sullo sfondo abbiamo il Monte Maggio e a destra il Monte Cimone, mentre questo è il Monte Cengio. Andiamo quindi indietro e riprendiamo il sentiero verso Ascero. Ci troviamo in un bellissimo tratto in mezzo al bosco dove scorreva l'ex ferrovia Piovene-Rocchette a Siero. Questo tratto dall'inizio della pista ciclopedonabile fino ad Siero è lungo circa 7 km, 6,5 per l'esattezza, quindi contiamo di arrivarci da questo punto nel giro di mezz'ora o poco più. Nel 1885 Seghe di Velo era servita dalla linea tranviaria con una piccola stazione, ora trasformata in abitazione e situata nei pressi di Villa Valmarana, in località Campagnola. Con le modifiche del tracciato realizzate nel 1933, le infrastrutture vennero realizzate in un luogo intermedio tra i centri abitati, avvicinandosi a Velo, dove si trova la stazione di Velodastico Seghe.
Siamo arrivati alla stazione di Arsiero, che rappresenta il punto finale dell'ex ferrovia. Dopo la sospensione del servizio ferroviario, sostituito da autocorse, venne disposta in seguito la soppressione definitiva della linea con la legge numero 60 del 26 febbraio 1977. Visitata l'ultima stazione ad Arsiero, ripercorriamo il sentiero ritroso fino a tornare a Piovene e Rocchette. Abbiamo appena oltrepassato il casello 6, stiamo quindi tornando al punto di partenza, Piovene e Rocchette. Si tratta di un'escursione che ha richiesto circa 6 ore per essere completata. Si sviluppa su un percorso di circa una quindicina di chilometri, o poco più. Escursione facile, adatta a tutti, anche alle famiglie. Questa è la nostra prima escursione invernale del 2024, spero che questo giro vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima escursione. Ciao!